Abbiamo un curiosissimo e serio problema nazionale. Siamo invasi dai borseggiatori, ma i borseggiatori non vanno in prigione. Cercheremo di capirlo, ma intanto vediamo una delle capitali del borseggio, perché una capitale del turismo, Venezia, con Maria Teresa Giaratano. Attenzione borseggiatrici! Attenzione, pickpocket! La nostra giornata a Venezia comincia da Piazza San Marco. Subito Monica e Luca, le nostre guide, ci segnalano i primi avvistamenti. Tanti scappano, qualcuno ci sfida. Fino ad arrivare agli atti osceni. Altri non si scompongono. Attenzione borseggiatori pickpocket! Una cosa è certa, Venezia pullula di personaggi che si confondono tra la folla e alle parole borseggiatori, pickpocket scappano. Via, 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 via! Attenzione borseggiatrici! Attenzione, pickpocket! Vi conosciamo, non vi coprite le facce! Le sentinelle riescono anche a sventare un furto. Vieni, vieni, vieni! Cosa fai tu? Per le malcapitate vittime, tanta amarezza e incredulità. E non se n'è accorta? Non me ne sono accorta, cioè dov'è? era di sera tardi, tra Cannareggio e Calle dei Fabbri. Ci siamo fermati, che io sono entrato un attimo a prendere un paio di bottigline d'acqua. Mi hanno aperto lo zaino, non me ne sono accorta, non era neanche troppo affollato, era di sera tardissimo. Siamo arrivati in albergo, le si è girato e ho detto: Madonna, lo zaino è aperto, il borsellino, subito ho detto, ci ho pensato subito. Sono con noi Massimo Martinelli, direttore del Messaggero, Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, Concita Borrelli, in collegamento Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, ma soprattutto in collegamento con noi Luigi Brugnaro, che è il sindaco di Venezia. Allora, caro sindaco, come si riesce ad affrontare un'emergenza così sgradevole per tanti turisti? Ma guardate, è una situazione che noi denunciamo da anni, con Monica Poli e tanti altri cittadini non distratti. Lavoriamo tutti i giorni per arrestare questa gente, ormai li conosciamo. Il problema è che non possiamo tenerli in carcere perché le norme che ci sono non consentono per questo tipo di reato di procedere d'ufficio. Si deve procedere per denuncia per querela di parte, e spesso con la legge Cartabia che obbliga i cittadini derubati non solo a denunciare ma anche a dichiarare che verranno presenti al processo. Figuratevi se voi, uno che viene 3 giorni a Venezia, che viene dall'America o dall'Europa ma anche da una città lontana, dichiara che poi verrà al processo, insomma, per cui vengono rimessi in libertà immediatamente. Questi loro lo sanno, vengono dichiarati, sì, denunciati a piede libero, processi non si fanno. E questa problematica, io ripeto, e tutta la nostra amministrazione la sta denunciando da anni. Noi continuiamo ad arrestarli continuamente, noi carabinieri, la Polizia di Stato, insomma, Guardia di Finanza, siamo completamente, però abbiamo le mani legate da questo punto di vista. Beh, questo è veramente incredibile. Poi sentiremo, c'è una proposta di legge per risolvere questo problema, ma certo è veramente paradossale, no? È un problema enorme che mina la certezza del diritto, che mina la sicurezza dei cittadini e che trasferisce un senso di precarietà alla gente comune. Se però mi consenti, direttore, è un problema che riguarda anche reati più importanti, anche le aggressioni, anche gli scippi violenti, anche le rapine poi subiscono questo tipo di destino giudiziario. Le persone vengono arrestate e il giorno dopo vengono rilasciate non per la legge Cartabia, ma perché c'è la legge del 1989, il codice di procedura penale scritto da Vassalli, che consente che il giudice possa rimettere in libertà la persona in attesa della sentenza definitiva che verrà dopo molti anni. È un problema che, come ripeto, lascia il cittadino in una situazione di insicurezza totale. Peter? La riforma Cartabia nasce con l'obiettivo di deflazionare la giustizia e quindi hanno pensato semplicemente di abolire dei processi, perché non solo per il furto ci vuole la querela di parte, serve anche per la truffa. Il risultato paradossale a Venezia è che mentre per i reati per il quale si può procedere d'ufficio l'arresto può avvenire anche da parte del singolo cittadino, tu vedi che uno fa una carrapina, gli salti addosso, lo tieni fermo, arriva la polizia. Se lo fai con uno di questi signori ti danno il sequestro di persona. Ora poi diciamo, questo fatto è noto da anni, nessuno è voluto intervenire e poi peggiora per altri, se parliamo di microcriminalità, dei casi di cui parlava Martinelli,
Ragazzi, io sono perché la pena è per recuperare il condannato, eccetera, eccetera, però in Italia sotto i 4 anni praticamente non sconti un anno di pena. Per deflazionare le carceri si è passati in casa di buona condotta, cioè tutti. Prima avevi 45 giorni di sconto ogni 6 mesi, adesso ne hai 60. Insomma, la giustizia è un optional per i poveri e per i ricchi. I poveri rischiano un po' di più, i Prima ricchi di sentire niente. Concita Borrelli e Francesco Borgonovo, vorrei andare a Venezia con Maria Teresa Giarratano, che è proprio con Monica Poli del Comitato Veneziani Non Distratti, poi con Luca ed Angela. Allora, Maria Teresa, prego. Sì, buonasera direttore. I veneziani sono preoccupati ed esasperati e come detto giustamente qui con noi c'è Monica Poli e anche Luca, che sono proprio 2 rappresentanti dei veneziani non distratti, quindi cittadini volontari che perlustrano la città alla ricerca di borseggiatori per cercare di prevenire dei borseggi, esattamente come avete visto nel servizio. Con noi anche Angela, che purtroppo di un borseggio è stata vittima. Prego, sentiamo testimonianze. Allora, Monica, intanto raccontaci la situazione, tu che sei sempre sul campo. Beh, la situazione è drammatica, come è drammatica in tutte le città italiane, Roma, Milano. La riforma Cartabia è il fallimento dello Stato di diritto. Ecco, ci troviamo i delinquenti liberi e non puniti, e noi cittadini. E Monica è instancabile perché lei veramente perlustra le città, il suo grido attenzione borseggiatori, attenzione pickpocket è diventato ormai iconico qui a Venezia. Posso chiedere alla signora Monica quanti borseggiatori ha individuato? Guardi, noi ne abbiamo censiti 500. Accidenti. Quelli che noi siamo riusciti, 500 borseggiatori, più quelli che non conosciamo perché ne stanno arrivando sempre di più, vista l'impunità, visto che sanno benissimo che non andranno in carcere e anche se presi in flagranza, perché c'è anche questo da dire, quando sono presi il principio d'uguaglianza, dove davanti alla legge siamo tutti uguali, non esiste più. Sindaco, con noi anche Luca, che scusa un non si mostra. un momento Maria Teresa. Prego. Sindaco, ma 500 individuati soltanto da questa signora sono un esercito. Ma quanti sono a Venezia? No, noi siamo in contatto con lei e con appunto i cittadini non distratti, la polizia locale, insieme ai carabinieri, praticamente li arrestiamo, io direi quasi tutti. Non scappa nessuno a Venezia, vengono liberati per il motivo che abbiamo detto. Io ho fatto una proposta anni fa che non mi ha ascoltato nessuno, la ripropongo anche questa sera se ho un minuto di tempo, cerco di essere molto rapido. La giustizia civile ha inventato i giudici di pace, inventiamola anche la giustizia penale. C'è un tema delle carceri, no? Non ci sono posti, eccetera. Allora dico, inventiamo il giudice penale, che è sotto l'egida ovviamente dei giudici ordinari, eccetera, eccetera, li paghiamo noi come comune o città metropolitana, come volete. Noi abbiamo fatto delle celle di sicurezza, le abbiamo già fatte. Prendiamo la persona in flagranza di reato, la portiamo davanti al giudice penale di pace, ammanettato, in maniera tale che il cittadino veda che comunque c'è la legge, e questo giudice può dare una carcerazione in cella lì della città da 1 a 10 giorni di cella. Invece che inventarci i mega processi piuttosto che le mega colpe che non finiscono mai e non vengono mai applicate, facciamo un'applicazione immediata della legge, da 1 a 10 giorni di rigore. Cosa funzionerebbe? Che non sarebbe più attraente, non è più conveniente lo scippo o reato, come diceva giustamente il direttore del Messaggero, giustamente anche altri reati, le zuffe, le truffe, le botte, gli ubriachi molesti, quelli che davvero creano problemi e scompiglio, potrebbero dare una soluzione senza caricare la magistratura ordinaria, il settore carcerario che in questo momento è in grave difficoltà, ma daremo una risposta immediata ai cittadini. Per fare questo io ho provato a analizzare a Roma che razza di leggi, bisogna smontare un impianto, bisognerebbe che tutti volessimo farlo
e applichiamo una legge semplice che è quella della depenalizzazione ma non dell'impunità, in maniera che il cittadino veda comunque che c'è un reato, Allora, cioè avviene qualcosa. In qualche modo questa è il la proposta danno. che faccio io. Veniva adesso con Rosanna Santoro sia il danno sia una proposta di legge fatta da Andrea Ostellari della Lega. Attenzione borseggiatrici! I borseggiatori la fanno franca perché dopo la riforma Cartabia del 2022 il furto con destrezza è procedibile solo dopo una querela, ma i turisti, le maggiori vittime, quasi mai la presentano perché stanno per partire e per evitare scocciature. Prima tra tutte quella di tornare nella città del borseggio a testimoniare al processo, e senza la loro deposizione non si va avanti. L'ultimo clamoroso caso è quello di Shakira, 20 anni, di origini bosniache, è stata di recente condannata a 1 anno per aver violato il divieto di dimora a Venezia, dove deruba da sempre i turisti, e subito tornata libera in quanto la condanna non è definitiva e nonostante un'altra 60ina di fascicoli penali pendenti a suo carico. E ci sono anche casi più incredibili, come quello di una 31enne rom che in oltre 2 decenni ha messo a segno 150 reati, collezionando pene pari a circa 30 anni. Solo nell'agosto 2024 è stata arrestata a Roma. Prima era riuscita a evitare la prigione grazie a gravidanze strumentali, come in Ieri, Oggi e Domani Sofia Loren, che interpretava la protagonista di una storia vera, quella di una contrabbandiera napoletana che per non finire mai in carcere ebbe ben 19 gravidanze. Ma è possibile che accada ancora? Oggi, grazie al decreto sicurezza di recente approvato da questa maggioranza, non accadrà più. Le borseggiatrici incinta non godranno più di questo scudo penale, ovviamente deciderà caso per caso la magistratura. Perché le borseggiatrici e i borseggiatori seriali restano impuniti? Il decreto sicurezza è solo il primo passo. Come Lega mettiamo sul tavolo 2 proposte. La prima prevede il ritorno alla procedibilità d'ufficio per il reato di furto con destrezza. In questo modo il turista non sarà più costretto a presentare la querela e forze dell'ordine e magistratura potranno agire nei confronti del colpevole con maggiore efficacia. La seconda, come già accade nei contesti mafiosi, di famiglie mafiose, lo Stato potrà togliere i figli a quei genitori che non li mandano a studiare e non li educano alla legalità, ma li mandano a rubare e a commettere crimini. Legati con Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani. Che ne dice di questa proposta? Perché anche a Napoli il borseggio credo che sia piuttosto diffuso, insomma, come in tutte le grandi città. Ma sicuramente il tema della procedibilità di ufficio è un tema molto importante, perché è fondamentale che per una serie di reati che sono anche dei reati seriali ci sia questa procedibilità. Noi l'abbiamo anche chiesto come ANCI che ci sia una modifica della Cartabia che consenta di ritornare alla procedibilità. Poi è anche molto importante per garantire la sicurezza dei cittadini che ci sia un sufficiente presidio del territorio. Noi guardando la situazione italiana è fondamentale che ci sia una giusta integrazione tra un presidio fisico del territorio e poi l'utilizzo degli strumenti tecnologici che oggi noi abbiamo a disposizione. Pensiamo alle telecamere, quindi i sistemi di identificazione automatica, cioè va fatto un lavoro di controllo che aiuti a individuare le persone che in maniera seriale commettono reati e poi ovviamente è fondamentale che ci sia la possibilità di procedere e di intervenire in maniera continuativa, cioè il rilascio e il ritorno per strada chiaramente rappresenta un messaggio molto negativo. Io però volevo anche sottolineare che il tema della sicurezza è anche un tema di presidio sociale, quindi è molto importante che ci sia un approccio integrato. L'intervento delle forze dell'ordine e l'intervento dei vigili urbani, delle polizie locali è determinante chiaramente per reprimere il reato, ma ci vuole anche poi un'azione di territorio che aiuti ad eliminare quelle sacche di disagio o quelle sacche, diciamo, di potenziale criminalità
che alla fine alimentano queste situazioni. Noi in molte città italiane si sta facendo un grande lavoro sulle periferie, ovviamente insieme anche al governo centrale, e questo è indubbiamente un altro pezzo della strategia, perché controllare il territorio significa non solo controllarlo in maniera repressiva, ma anche in maniera sociale, per fare in modo poi che delle situazioni ambientali migliorino e questo aiuti a, diciamo, a ridurre le delittuosità. Noi abbiamo dei casi, io per esempio riparlando della mia città, noi abbiamo, lei direttore li conosce, noi abbiamo 2 casi molto rappresentativi, i quartieri spagnoli e la sanità, che ai tempi di Sofia Loren erano i luoghi del contrabbando e poi più recentemente dello spaccio. Oggi sono diventati dei quartieri turistici dove alla fine anche gli abitanti del territorio hanno capito che bisognava cambiare e quindi questo cambiamento ha portato anche sicurezza. Quindi da un lato controllo e repressione, dall'altro sviluppo, investimento e fare in modo che, diciamo, ci sia anche un coinvolgimento della popolazione per garantire una sicurezza che sia una sicurezza condivisa. Grazie al sindaco Manfredi per questa testimonianza. Allora, Francesco Borgonovo. A me sembra che queste storie che state raccontando siano la somma di tutte le nostre ipocrisie, perché da un lato si lascia che siano dei cittadini molto nobili e volonterosi a fare un lavoro che invece dovrebbe essere prerogativa dello Stato, no? Cioè, è abbastanza assurdo che debba andare in giro un cittadino, per quanto faccia un lavoro meritevole come la signora di prima, come Cicalone altrove, a gridare attenti ai borseggiatori. C'è l'ipocrisia ovviamente delle carceri che vengono svuotate perché alla fine queste persone non si riescono a tenere, non si vogliono punire, anche perché si è sempre detto vabbè, ma è una percezione, questi piccoli reati insomma alla fine della fiera non sono cose che fanno poi tanto male e quindi si evita di perseguirli come si deve. E poi perdonatemi, però c'è un altro tema che non abbiamo toccato, cioè le avete dette le nazionalità di alcuni di queste ladre e ladri, no? E sappiamo da dove vengono, quali sono le sacche di disagio di cui parlava prima Manfredi, cioè i campi Rom da cui molti di questi criminali vengono, sono strutture che purtroppo in Italia resistono, producono costantemente del disagio, della criminalità e degli orrori, come di recente si è visto a Milano con quei ragazzini bambini che hanno ucciso una povera signora che usciva da una casa sociale e quindi anche questo è un problema che va affrontato e su cui si tace, perché tanto alla fine chi sono quelli che ne fanno le spese? I turisti che poi se ne vanno, quindi non votano, non rompono le scatole, oppure i poveracci che si fanno rubare il portafoglio, vanno a far denuncia alle forze dell'ordine, le forze dell'ordine che devono fare? Allargano le braccia e sorridono comprensivi. Ecco, questa è la situazione in cui noi ci troviamo. E allora va bene la Cartabia, va bene le nuove proposte di legge, però forse è ora di cominciare a presidiare il territorio diversamente, anche sgomberando sul serio le aree dove il disagio si annida. Concilla Borrelli. No, vabbè, si è detto tutto, si sono fatte proposte. Allora, per rispondere al sindaco di Venezia, 10 giorni in una cella non è deterrente. Mi faccio 10 giorni. Meglio starci che non starci, guarda. Grazie. Grazie. Perché ti beccano, ti ridanno altri 10 giorni. Sì, ma non ti ribeccano tutte le volte, c'è una statistica anche nell'essere beccato, quindi 10 giorni non fa deterrenza. Poi è una contraddizione. 10 giorni sono l'inizio di un procedimento penale, è l'inizio immediato di un procedimento che poi in galera ti ci porta. Ma loro non sono spaventati assolutamente. Poi sono assolutamente d'accordo con Francesco Borgonovo. Il punto è un altro. Questi vengono da situazioni, non c'è qui il recupero della periferia, perché in periferia nessuno fa borseggio, non ci sono i soldi e i portafogli in periferia. Qui parliamo di città turistiche e io l'ho vissuto e sono stata vittima di borseggiatrici rom. Allora, fino a che ci sono i campi rom, fino a che queste persone, con tutto che sono individuate, fotografate e schedate, restano nei nostri territori e nelle nostre stazioni, dove io vedo sempre pochi rispetto a quello che mi immagino e auspico, vedo sempre pochissime forze dell'ordine, perché non mi spiego quando scendo a Milano, anche la stazione di Roma, ma quella di Milano veramente è pericolosa, non mi spiego, io non vedo una forza dell'ordine. Vedo, mi dispiace dirlo,
tanti immigrati e vedo borseggiatrici rom camuffate, ma le riesco a individuare. Allora, visto che il sindaco, so che il sindaco di Napoli ha un impegno anche importante di partito, ma approfitto per chiedergli i campi rom che sono stati appena evocati e che sono tradizionalmente purtroppo, diciamo, delle centrali, insomma, dalle quali poi esce un po' di tutto. Voi ce li avete addosso voi sindaci, insomma, qui non parlo solo di Napoli, ma glielo chiedo anche come presidente della soluzione dei comuni. Sto problema come si risolve? Ma io credo che il tema dei campi rom è un tema che va affrontato in maniera radicale, nel senso che nei campi rom convivono, perché poi non dobbiamo neanche fare una criminalizzazione di tutta quella che è l'etnia rom, perché poi ci sono famiglie che lavorano e operano, insomma, con bambini che vanno a scuola, altri che invece delinquono, e quello diventa veramente una fonte di grande problema. Quindi noi da un lato bisogna smantellare i campi perché rappresentano una condizione, diciamo, di assoluto disagio, ma poi anche foriera di grande criminalità. Sistemare le famiglie che hanno voglia di reintegrarsi, che portano i bambini a scuola, che hanno voglia di integrarsi, e perseguire e colpire chi invece all'interno di quei campi diventa elemento di criminalità. Noi stiamo facendo adesso un intervento a Scampia sul campo rom di Cupa Perillo, dove stiamo seguendo questo processo insieme anche alle associazioni. Sistemeremo una parte di coloro che vogliono, insomma, che seguendo un percorso di integrazione hanno dimostrato di volersi integrare. Chi non lo ha voluto fare ovviamente seguirà una strada diversa, e elimineremo una struttura che è foriera di grandi problemi. Io penso che il tema dei campi rom vada affrontato con grande determinazione. Va affrontato con grande determinazione, perché poi dobbiamo garantire anche quelli che sono i diritti di tutti. Ovviamente chi delinque va perseguito, chi non delinque gli va data un'opportunità. A Venezia c'è questo problema dei campi rom in terraferma? Io ne ho ereditato uno, l'abbiamo chiuso, adesso stiamo facendo un palazzetto dello sport. E solo una battuta alla signora che dice che è poco. Io le ricordo che si comincia sempre un passetto alla volta, e l'idea è di fare qualcosa, perché io sono d'accordo con lei, ho capito benissimo la rabbia, e che condivido tra l'altro ovviamente, però mi creda, dopo 11 anni che faccio il sindaco, signora, se noi arrivassimo alla mia proposta in questo paese sarebbe una rivoluzione, perché lei vedrebbe la gente che ruba, che finisce, va a casa in manette. Poi le ricordo che noi a Venezia, le dico a Venezia, i borseggiatori li prendiamo tutti. Non è che dici c'è qualcuno che la fa franca, purtroppo la fanno franca dopo, quando li abbiamo presi vengono liberati. Questa è la realtà. Le conosce la Monica Poli, come avete sentito, e noi li conosciamo ancora meglio. Una loro è stata 26 volte. Quest'anno ne abbiamo prese 150, solo la polizia locale. Comunque a Venezia arrivano con i treni, il sindaco certamente lo sa. Arrivano con i treni. Esattamente. Arrivano dai campi rom di Milano, di Roma, e se noi in una città come la nostra, amministrata in maniera precisa, diamo la dimostrazione che delinquere non conviene, a quel punto là cominceremo a fare un nuovo volto, perché il rischio, signora, lo dico, mi creda, da uno che la penso come lei, è che se noi chiediamo l'ergastolo, sto esagerando ma per capirci, non otteniamo nulla. Cominciamo a dargli 10 giorni, vedrà che poi pian pianino le cose vengono avanti. Dopo 10 volte che ti condanno così, passi a un grado superiore, quello che diceva il direttore prima. Però dobbiamo cominciare a fare qualcosa subito. Bene, grazie ai sindaci di Venezia e di Napoli. Io sono sempre prudente sulla decretazione d'urgenza, ma qua il decreto legge sarebbe. Guarda, la cosa che io necessità e urgenza. Contesto politicamente che questo governo è al governo con nome, legge e ordine da 3 anni, ha iniziato col decreto Rave, chi era a favore e chi era contro. Questo che era un fenomeno noto che veniva denunciato già prima, per la quale la Lega, che forza di governo, si è battuta eccetera, non ha avuto nessun tipo di risposta. La Cartabia non la vogliono toccare, anche perché no, adesso c'è una proposta di osservare, ce ne sono state molte, ma pensate cosa succede con la truffa. Se sono capaci di fare un decreto
sono d'accordo con te. Per esempio la truffa è perseguibile solo per querela di parte. Allora, e sai cosa succede? Succede che dato che il millantato credito non esiste più, che è il reato dei colletti bianchi, si procede per truffa, ma ovviamente chi si è rivolto a qualcuno pensando che gli faceva un favore presso un politico mai lo denuncerà per truffa e quindi non viene più punito. Forse non è un caso. Allora, Luca e Angela, che sono con Maria Teresa Giarratano, 2 testimonianze. Sì, allora Luca è un altro di quei cittadini volenterosi citati anche da Francesco Borgonovo. In questo momento lui è celato perché, diciamo, nell'anonimato può agire meglio nelle strade. Perché impieghi così il tuo tempo libero? Per il senso civico e perché da cittadino italiano e soprattutto veneziano sono stanco di questa situazione, perché appunto le istituzioni non aiutano. Ci sentiamo, diciamo, in pericolo. Ecco, tanti borseggi vengono sventati, purtroppo Angela di un borseggio è stata vittima. Quindi poche sere fa, davanti alla stazione di Venezia Santa Lucia, bagagli, zaino, cos'è successo? Mi trovavo all'interno dell'imbarcadero, stavo aspettando il motoscafo per tornare a casa. Un uomo si è avvicinato a me e ha chiesto insistentemente informazioni per arrivare a San Marco. Da lì a poco mi sono resa conto che una complice era riuscita a sfilarmi il portafoglio dallo zaino che tenevo davanti a me. Quindi lui ti ha distratta in qualche modo, è la complice. Distratta, sì, perché era molto insistente. La cosa peggiore è che lei è andata a bloccare le carte di credito, il bancomat, ma cos'è successo? Purtroppo non sono stata sufficientemente veloce perché loro erano riusciti comunque a carpirmi il PIN. In che modo? Probabilmente mentre facevo i biglietti all'emettitrice della CTV e sono riusciti a portarmi via una somma importante. Mi hanno portato via 1.000 euro, che è l'equivalente della mia paga mensile. Angela è ancora molto scossa e anche per questo preferisce allora, vorrei non chiedere ancora a Luca, Monica, la situazione e a Monica, scusa Maria Teresa, vorrei chiedere a Luca e a Monica se hanno avuto delle reazioni fisiche da parte dei borseggiatori intercettati. Cioè si sono ribellati qualcuno? Io sono stata aggredita molte volte e ho prontamente denunciato. Premetto che molte denunce mi sono state archiviate sempre per fatti lievi. Qualcuna adesso l'ho impugnata perché non è ammissibile, non è ammissibile. Questi la fanno sempre franca. Anche se io denuncio. E ricordiamoci che queste sono organizzazioni criminali a livello europeo e noi in primis sono anni che ci battiamo per lo sfruttamento contro i minori, perché ci troviamo bambine di 10 anni con le madri al seguito a rubare. Queste bambine vengono prese in flagranza di reato, portate davanti al Tribunale dei minori e riconsegnate ai genitori e ce li ritroviamo a rubare dopo un paio d'ore. Questo è inammissibile. È inammissibile questa cosa. Ma ha ragione. Io chiedo l'intervento. No, lei ha ragione, Io non me la si venga che venga approvata al più presto. Questa riforma, che bisogna ritornare alla procedibilità d'ufficio per dare manforte alle forze dell'ordine, certo, non hanno gli strumenti. È una contraddizione in termini la non procedibilità per per turisti. I turisti se ne vanno, i turisti non restano lì a seguire un procedimento penale. Uno, io sono stata a Venezia accerchiata da bambini. Come la mettiamo questa? Sì, dobbiamo cambiare la società, la cultura, dobbiamo integrarli. Ti rispondo, Peter, che hai detto Concita, sono cittadini europei. Ma no, se mi accerchiano 5 bambini... È un limite giuridico il fatto che siano... Ho capito. Non è che li puoi prendere e espellerli in se ne vanno loro con i loro genitori. Perché non è possibile, non li posso toccare, non posso dire niente loro, sono bambini. Che visti i tempi abituali del Parlamento, eccetera, su un caso di questo genere potrebbe essere utile perfino un decreto legge? Assolutamente, bisogna intervenire con la velocità della luce, ma per aggiungere un elemento di riflessione al dibattito che stiamo facendo, questi eventi generano un'economia circolare vera,
nei giorni scorsi, e questo è successo nei giorni scorsi ma era già successo in precedenza, in un campo nomadi di Roma, di via Candoni, nella zona est, periferia est di Roma, hanno trovato alcuni container pieni di mercanzia rubata che veniva rivenduta agli appartenenti del campo Rom e da altri Rom che venivano da altri campi Rom. Cioè loro poi hanno dei piccoli supermercati di refurtiva, di alimentari, di macchine fotografiche, di telefonini, di altri oggetti che sono all'interno degli zaini e se li rivendono tra di loro, comprandoli con i soldi che hanno trovato nei portafogli rubati non tra di loro, perché a me è venuta è arrivata anche voce. In via Candoni non entri a comprare, in via Candoni entrano soltanto i Rom. A me è Rom. arrivata voce, ma quante volte? Sono 25 anni che vivo a Roma. Sai, c'è un mio amico che riesce attraverso un altro amico che va in un campo Rom, allora, cosa da avere Rom, quella macchina fotografica, da avere quella cosa. E dai, è antica questa storia. Andiamo a vedere un filmato di una turista americana che è riuscita a fermare una borseggiatrice a Venezia. You stole my purse with my passport in it. Police, police. Girl, I have 8 kids. You're not getting to me. Sorry, this ventilation, police. Call them. Okay. You're the one speaking. This police. That's right. Let's get the police. And maybe I'll get my passport back. I don't even care if you keep the cash. I don't even care if you keep the cash. Thank you, sir. Brava, ma poi alla fine non succede niente. Secondo te vedo Borgonovo che scuote la testa? No, ma perché sono cose che vediamo da anni, sappiamo benissimo. È vero, Peter, che sono cittadini europei. Però no, ma non lo dico per difenderle, per dire che c'è un problema giuridico. Cioè è inutile che ce la raccontiamo. Però la stessa Europa è anche quella che ci dice che i campi Rom vanno chiusi, ce lo dicono gli stessi Rom che i campi vanno chiusi. Santino Spinelli, che è un professore universitario, Rom, è artista, lo scrive, lo dice, lo denuncia e ci hanno mangiato tutti. E non è possibile che ci siano città in cui ancora uno solo in piedi. Perché questi poi hanno imparato negli anni, sono fatti molto furbi, si rendono meno riconoscibili. Cioè queste ragazze che sono giovani, anche brillanti come vedete, no? Sanno parlare le lingue, sanno fare, perché non possono trovarsi un lavoro come tutti gli altri, andare a scuola? E il paradosso è che se oggi un genitore maschio o femmina ha problemi in famiglia, litiga e affronta una separazione, la velocità con cui gli vengono tolti i figli è diciamo abbastanza estrema e preoccupante, e lì invece si guarda sempre con una certa benevolenza, perché in fondo si pensa è la loro cultura. Saranno anche pochi, però questo è un problema che va risolto subito. Magari non risolve il problema in generale dei furti e dei borseggi, però una parte del problema anche grossa la risolve. Francesco, è vero, risolve una parte del problema, ma il problema essenziale qua è che non si procede solo per querela di parte. Già risolvendo quel problema si possono trovare situazioni. L'altro problema è che se non li prendi in flagranza, con la nuova riforma della custodia cautelare, dato che non c'è pericolo di fuga, ma c'è solo pericolo di inquinamento delle prove, ma solo pericolo di reiterazione del reato, se non è flagranza, stanno a casa 5 giorni liberi e poi vanno di fronte a 3 giudici. Abbiamo creato un sistema che è un delirio, andrebbe smontato e rimontato da capo. Allora, adesso andiamo a Roma, borseggiatori di Roma, Marcia Maglio. Eccole, sono un gruppo di borseggiatrici rom, molto abili e sempre presenti. Le incontriamo alla stazione Piramide a Roma. Come mai si copre? Signorina, come mai si copre? Molte sono giovanissime, alcune hanno 13-14 anni, però il problema qual è? È che non vanno a scuola da nessuna parte, stavano qui a rubare. E lui è Simone Cicalone, che da anni le segue e documenta il fenomeno. La prima cosa è passare la refurtiva, senza refurtiva nessuno è incriminabile. Se tu vedi qualcuno scappare nel tunnel è perché ha tutta la refurtiva. Lo sai che fanno sempre le zingare quando le prendono, anche se chiamano l'ambulanza, che sono incinta. Ok, adesso diamo uno sguardo al Colosseo.
Ne sono portate 4 con la polizia. Ma 4 zingare o sudamericane? Ma 4 zingare, delle più famose erano. Ma tanto ormai non le riconoscete più, perché non si vestono più da zingare, si vestono più ragazzi normali. Lei signora si deve mettere o a capodanno o a inizio d'anno, in mezzo. I borseggiatori sono sempre di più, non sono solo rom, ma anche sudamericani, pronti ad agire e spesso aggressivi, coltelli in tasca. Al mattino presto e la sera tardi, quando le metro sono meno presidiate. Vittime preferite i turisti, specialmente gli asiatici. C'è paura. Abbiamo sentito parlare. Dei borseggiatori. A causa della possibile presenza di borseggiatori. Ma lei ne ha visti mai? Ah sì? Vedi proprio che salgono e poi dopo 3-4 chi fanno con i soldi, c'è quella la massa. Entrano, prendono e riscendono. La polizia sorveglia e ogni giorno 40 vigilanti presidiano le fermate, ma dall'altra parte c'è un esercito di minori addestrati a rubare e fermarli non è facile. È pieno, sa quello che gli dà la chiacchiera e quello che agisce. Sempre lavoro in 2, in 3, però non gli fanno niente. La polizia oggi i vendicano e domani arrestano già giro. E come mai non si può fare nulla? Devono cambiare le leggi. Le portano dentro in caserma 2 ore, 3 ore e stanno già fuori. E se devono portare i soldi, sennò gli meno. Qualche istante di pubblicità e poi ci collegheremo con il grande Cicalone, che è il grande persecutore dei borseggiatori, che da Roma si sta spostando poi in tutta Italia. A tra poco. Ed eccoci collegati con Simone Ruzzi, detto Cicalone. Allora, è collegato con noi da Firenze perché dopo aver fatto il giustiziere a Roma, a Napoli, si è trasferito a Firenze, dove città turistica, zona stazione, i borseggi sono all'ordine del giorno. Allora, i borseggiatori, Cicalone, sono tutti uguali a Roma, a Napoli, a Firenze o dove lei è stato? In realtà Roma è un po' differente perché c'è un incremento esponenziale di borseggiatori sudamericani, perciò provenienti dal Sud America. Lavorano differentemente dagli zingari perché invece di mandare minori, mandare donne incinta, arrivano gruppi veri e propri di uomini e donne straorganizzati, molto più organizzati dei zingari, perché hanno tutti una chat Telegram, WhatsApp, via auricolare, hanno le vedette, hanno praticamente un abbigliamento ancora più ricercato. Escono magari con capi d'alta moda, mani curate, capelli curati e alcune di loro sono irriconoscibili e lavorano come una vera e propria organizzazione criminale, nettamente superiore a quella degli zingari. E poi questo a Roma, a Napoli e a Firenze che situazione ha trovato? A Roma. Firenze la situazione è un po' più tranquilla dal punto di vista di borseggiatori, però c'è sicuramente una proporzione diversa. È una città più piccola, non ha linee metropolitane, ha una tranvia dove generalmente operano e lavorano tantissimo con i turisti in centro, perciò lì dove c'è una fila, lì dove ci sono persone impegnate a guardare un'opera o altro, rubano anche lì. Però, ripeto, la situazione di Roma secondo me è quella più complessa, più articolata, per delineare questo fenomeno del borseggio. Allora, guardiamo insieme il vademecum contro i borseggiatori, così vediamo se Cicalone ci può dare qualche consiglio in più. Allora, tieni i documenti e i contanti in tasche separate e così se rubano una cosa non rubano l'altra. Mai mettere i portafogli nelle tasche posteriori perché significa che sono a disposizione del borseggiatore. Chi ti spinge, finge malori, oppure simula liti, spesso ha un complice che compie un furto. Quindi sostanzialmente se vediamo una persona che si sente male, questo è un invito quasi a non soccorrerla perché potrebbe essere una simulazione. I borseggiatori usano bastoni, ombrelli e lamette per tagliare le tasche e rubare. Ma Cicalone, è così facile tagliare una tasca? Ma sì, ma in realtà riescono ad aprirle con più facilità perché spesso fanno gruppo e poi una cosa che viene molto sottovalutata, sta aumentando anche la violenza.
Cioè molte volte non si parla più di furto con destrezza ma di rapina impropria o rapina vera e propria, perché molte volte circondano il turista, circondano la persona e gli tolgono direttamente con la forza l'oggetto, la borsa, il telefono. Io un consiglio che do sempre, ed ha funzionato molto bene con alcuni turisti, è avere sempre i portafogli con all'interno un AirTag che costa pochissime decine di euro, ma permette di ritrovare poi il portafoglio con una approssimazione molto bassa. Questo costringe spesso a buttare via tutto, documenti, carte di credito eccetera, e prendere solo i contanti. Ed è una delle cose che funziona di più perché la tecnologia da questo punto di vista è ottima. Che cos'è esattamente? Un localizzatore. Un localizzatore. Si inseriscono praticamente dei piccoli localizzatori che rimangono bloccati all'interno del portafoglio. Io adesso ce l'ho qui dietro con me nel mio portafoglio. Questo portafoglio qui, se mi venisse rubato, qui ci sono le carte di credito, i documenti e tutto, questo localizzatore mi permette di ritrovarlo con una precisione unica, anche se è in un luogo chiuso, perché si appoggia su tantissime reti radio. L'altra cosa che consiglio ai cittadini italiani è di mettere i documenti sull'applicazione che viene data gratuitamente, che è IO, dove si possono mettere sia le carte di credito, dove si possono mettere, oltre alle carte di credito e tutto, si possono mettere anche i documenti, hanno validità perché sono certificati proprio dall'applicazione dello Stato. Vabbè, ma poi noi con l'home banking oggi possiamo bloccare immediatamente dal telefono le nostre carte di credito. Io dico soltanto che c'è un po' di leggerezza, nel senso che non puoi avere uno zaino dietro le spalle, soprattutto lì dove si formano capannelli. Ma dove lo metti lo zaino se non dietro le spalle? Davanti. Dove lo metti? Io non posso camminare in una zona affollata, quale Venezia o la stazione di Santa Maria Novella con lo zaino alle spalle. Voglio dire, questa è leggerezza. L'ultima cosa, bisogna evitare di tirar fuori il portafoglio, oppure qualcuno mi dice che ore sono, ecco, si suggerisce di non rispondere. Ma basta fare così per vedersi sottrarre l'orologio, Cicalone? Beh, Silvan lo faceva. Ma in realtà adesso loro rubano anche alle persone che hanno tanti accorgimenti, come ho detto, cioè non crediamo che siano solo le persone sprovvedute. Io conosco persone, ho visto persone che avevano qui messo tutto quanto separato con la chiusura lampo e tutto, eppure nonostante quello, l'ho testimoniato da diversi video, riuscivano ad aprirlo, perché quando sono 2 o 3 persone che una ti prende da una parte, una ti prende dall'altra, una apre, un'altra spinge, loro sono velocissimi. Io ho fatto una prova con una borseggiatrice che mi ha aperto la tasca e non me ne sono accorto nemmeno io, che lo faccio tutti i giorni. Hanno praticamente una professionalità in questo, non vanno sottovalutate, per quello la cosa migliore è non avere tutti questi documenti dietro, ma metterli in elettronico dove è possibile, o usare, come ho detto, dei chip che permettono di ritrovarli, almeno una volta che si è stati derubati si ritrovano la maggior parte degli oggetti. Beh, rubare a Cicalone è da premio Oscar, francamente, insomma, no? Questa borseggiatrice andrebbe. Va bene, allora grazie, chiudiamo, torna porta a porta, torna naturalmente Osho. Grazie a voi. Vediamo la vignetta. Visto che vi piace tanto rubare a Venezia, vi mando su tutti i canali. E ancora Rebibbia. Roma, metropolitana Rebibbia. Qui è tranquillo, è l'unico posto dove i borseggiatori non li trovi mai. Bene, grazie per essere con noi, buonanotte.